In questo periodo difficile, dove siamo tutti, e dico proprio tutti, impegnati a combattere la pandemia, soprattutto quei professionisti e quelle professioniste che sono in prima linea, pensi ai medici, gli infermieri, tutti gli operatori sanitari, è importante mettere tutto l'impegno possibile. Stiamo vivendo in Friuli Venezia Giulia una situazione difficile come tutta Europa e tutto il Paese. Il nostro sistema sanitario si è molto rafforzato grazie all'impegno dei professionisti, ai piani che abbiamo messo in campo, all'aumento di terapie intensive e di posti in ospedale per le non intensive. Però i numeri dei contagi ci dicono che dobbiamo essere estremamente attenti a evitare le possibilità di contagio. Per questo, insieme al governatore Zaia del Veneto e Bonaccini dell'Emilia Romagna, stiamo ipotizzando delle misure che dovremmo studiare nei prossimi giorni al fine di ridurre al massimo la possibilità di assembramenti, cercando ovviamente di non toccare le attività economiche già gravemente colpite sia dalla situazione pandemica che dalle misure restrittive già in essere. Per questo è importante responsabilizzarci, cercare di difenderci a vicenda. È un messaggio importante, un messaggio che non dobbiamo sottovalutare, perché il virus chiaramente si sposta attraverso le persone e maggiori persone colpisce, maggiore la probabilità che arrivi a quelle persone più fragili che hanno bisogno di ospedalizzazione e hanno bisogno di terapie intensive. Ridurre la pressione sugli ospedali significa anche garantire tutte le altre cure e le altre assistenze che i presidi sanitari garantiscono ai cittadini, quindi anche tutto quello che Covid non è. Per questo ci dobbiamo impegnare tutti e veramente combattere insieme come abbiamo fatto nella prima parte della pandemia senza mai allentare la tensione e soprattutto l'attenzione verso gli altri e verso noi stessi. La Regione Friuli Venezia Giulia ha messo in campo delle misure per aiutare le categorie colpite dalle chiusure con ulteriori 18 milioni di euro messi nell'ultimo assestamento che cercheranno di dare una mano a tutte quelle imprese che stanno vivendo in modo drammatico la crisi economica nel nostro paese e nella nostra regione. Io devo ringraziare anche tutti quegli amministratori locali, tutti quei sindaci che ce la stanno mettendo tutta per combattere insieme a noi la pandemia. È importante che appunto misure di controllo del territorio siano messe in atto da tutti i sindaci, dalle amministrazioni locali. È importante che tutti i sindaci capiscono che per esempio le misure che facciamo sulla parte ospedaliera servono a dare migliore assistenza e garantire il diritto alla salute dei cittadini di questa regione. Per questo voglio ringraziare i 500 amministratori locali che hanno voluto esprimermi solidarietà per l'operazione che stiamo facendo e devo dire che malgrado altre realtà comunali o amministratori comunali vicino all'opposizione in regione invece mi abbiano scritto una lettera di altro tenore, l'appello che faccio è l'appello dall'unità. Il Friuli Venezia Giulia ha dimostrato di sapere stare unito anche durante le tragedie che l'hanno colpito, partendo da quella del terremoto. Oggi dobbiamo dimostrare di essere uniti. E per questo polemiche sterili penso che non siano all'altezza della classe politica del Friuli Venezia Giulia e degli amministratori del Friuli Venezia Giulia. Io ho sempre utilizzato un metodo, dire con chiarezza le cose. Quando il governo fa delle cose che non condivido, penso sia utile dirlo e utile sottolinearlo per migliorarle. Quando fa delle cose che invece condivido, lo voglio sottolineare perché in questo momento non guardo nemmeno più un'appartenenza politica. Guardo chi fa le cose bene e invece guardo se le cose sono fatte male di cercare di correggerle. Io ringrazio i cittadini di questa regione e sono convinto che tutti insieme riusciremo a combattere questa pandemia. Ci auguriamo ovviamente che il vaccino possa arrivare nel più breve tempo possibile, ma su queste certezze assolute non ne abbiamo, sulle tempistiche soprattutto. E per questo oggi dobbiamo proteggerci, per difendere la salute, per difendere l'economia e per difendere il lavoro.